Il potere che la Regione ha di darsi una legge regionale elettorale, quindi di regolare anche le limitazioni del mandato dell'elettorato passivo, debbono rispettare sia il principio di eguaglianza, il principio di ampio accesso, sia la legge che lo Stato ha fatto e che è la legge dei principi. Limitazioni sono previste soltanto per il Presidente della Giunta regionale con riferimento a 2 mandati consecutivi e la incandidabilità opera per il mandato immediatamente successivo ai 2. Se noi ci mettiamo a introdurre regole che aggravano questa posizione, i dubbi di legittimità costituzionale sono destinati evidentemente a manifestarsi. Nessuno può essere certo del risultato che ne può venire ove si instauri un giudizio che può portare alla Corte su impugnativa del governo, può portare alla Corte perché chi viene escluso si rivolge al giudice per la verifica della sua causa di incandidabilità. Naturalmente tutto questo esige tempo. In fine legislatura purtroppo non c'è il tempo necessario per poter guidare queste vicende avendo sempre il controllo delle medesime. Mi sono permesso di dire, proprio perché la preoccupazione vera è quella della mancanza di tempo, di fare in modo, dimezzando ad esempio i 2 mandati e considerando soltanto uno come inibente già compiuto, no? Di fare in modo che non vengano pregiudicate le prossime elezioni. E ovviamente ci sarà tutto il tempo per approvare le disposizioni che si credono più opportune, se ci saranno questioni giuridiche sia tutto il tempo per risolverle, per avere una legge a regime poi con tutte le novità, anche le più penetranti, per la legislatura successiva.